Con l'accusa di traffico di migranti, la Polizia di Stato di Palermo e Agrigento, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, ha arrestato, su disposizione della Procura distrettuale antimafia del capoluogo, 3 cittadini extracomunitari responsabili di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità. Gli indagati, accusati di essere dei mercanti di uomini, hanno organizzato una serie di viaggi della speranza a bordo di gommoni provenienti da porti libici che in più soluzioni hanno raggiunto, attraversando il canale di Sicilia, le coste siciliane, dicono gli inquirenti. I fatti risalgono all'anno scorso. I trafficanti, secondo i magistrati, dietro il pagamento di un corrispettivo di $2.400 per ciascun migrante, promettevano e garantivano il raggiungimento attraverso la Sicilia di mete nord europee. Tra gli arrestati anche l'organizzatore di uno dei viaggi tra la Libia e Lampedusa, nel corso del quale è avvenuto nel febbraio scorso il drammatico naufragio in alto mare che ha causato la morte di circa 300 migranti, di cui soltanto 29 corpi sono stati recuperati. Gli stessi sarebbero anche responsabili di aver favorito la fuga di numerosi migranti dai centri di accoglienza, garantendo supporto logistico per spostarsi mantenendo la clandestinità. In corso attive ricerche per la cattura di un quarto extracomunitario attualmente latitante. Le indagini sono coordinate dai PM Geri Ferrara, Alessia Sinatra e Claudio Camilleri, coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Scalia. È la notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. 4 gommoni carichi di migranti sono alla deriva e soccorsi dalla Marina Militare Italiana. Sono più di 400 a bordo, ma di almeno 300 non si è saputo più nulla. Inghiottiti dal mare, sempre più cimitero d'acqua. A Lampedusa approdano 76 naufraghi e 29 cadaveri, uomini, donne e bambini morti per ipotermia. Morti di freddo dopo essere rimasti alla deriva su un barcone mentre il mare era in condizioni proibitive. Le vittime facevano parte di un gruppo di 105 migranti che si trovava a bordo di un'imbarcazione alla deriva delle acque libiche. La richiesta di aiuto al Centro Nazionale di Soccorso operativo delle Capitanerie di Porto di Roma è arrivato tramite un telefono satellitare. Scattato l'allarme, sono stati dirottati subito 2 mercantili che si trovavano in zona e contemporaneamente sono partite da Lampedusa 2 motovedette della Guardia Costiera che in piena notte hanno completato il trasbordo dei migranti e ripreso la rotta verso Lampedusa. I superstiti raccontano di essere partiti dalla Libia sabato 7 febbraio in circa 450 e di essere rimasti per giorni in mare senza acqua né cibo. Soprattutto giovani dai 18 ai 25 anni provenienti dall'Africa subsahariana. Agghiaccianti le dichiarazioni dei sopravvissuti, sulla base delle quali è scattata l'operazione di oggi in tandem delle squadre mobili di Palermo ed Agrigento. Nel loro drammatico racconto, quello di essere stati mandati a morire con la forza, costretti a salire su 4 gommoni malconci e ad affrontare il mare in tempesta sotto la minaccia delle armi, dopo aver pagato 1.000 dinari per una traversata senza ritorno. Nei loro occhi ancora la paura e l'orrore per la tragedia vissuta.